Avete presente quando si dice che la montagna ha partorito un topolino? Ecco, in questi giorni a Bassano c'è chi ha fatto annunci con toni entusiastici per dare il benvenuto appunto a un topolino. Parliamo, come ha scritto in un post la sindaca Elena Pavan, dei 5 milioni di euro stanziati per portare a termine i lavori di recupero e riqualificazione dei siti legati alla memoria della Grande Guerra. Tra questi, come noto, c'è anche il Tempio Ossario. Bene, verrebbe da dire, dunque sono in arrivo 5 milioni per l'ossario. Sì, insieme però ai sacrari di Cimagrappa, Asiago e Nervesa. 5 milioni da dividere in 4 e già detta così si inizia a capire perché parliamo di un topolino partorito da una montagna. Ma andiamo avanti. Come si evince da questa mozione, presentata nel 2021 in Regione Veneto con primo firmatario Nicola Finco, la stima dei costi per sistemare i sacrari della zona ammonta a ben 13 milioni di euro, una cifra che in questi anni è verosimile sia addirittura aumentata ed è quindi molto, molto lontana dai 5 milioni di euro annunciati trionfalmente dalla sindaca. Andando avanti, nella mozione si legge che, ad esempio, solo per l'ossario di Bassano i costi sarebbero quasi 2 milioni e mezzo, ma anche in questo caso le stime sono al ribasso e, ad esempio, l'onorevole Germano Rachella e gli amici del Tempio Ossario avevano più volte parlato ai nostri microfoni di 5 milioni di euro solo per il sacrario cittadino. Ed eccolo qui il topolino, in tutta la sua piccolezza. Oltretutto, incalzano in città, nei 5 anni di amministrazione Pavan non si ricordano passi in avanti e nemmeno prese di posizione concrete della sindaca in difesa del Tempio Ossario, che è bene ricordarlo, ha rischiato a lungo la chiusura. Una battaglia in difesa dell'ossario che Rete Veneta ha portato avanti insieme alla città e che ha fatto segnare più di una vittoria. Ma adesso si tratta di altro. Servono risorse vere e non briciole. Quelle vanno bene per il topolino.